In queste ultime settimane sono venuto a conoscenza di un approccio, un metodo che mi ha molto interessato e ho pensato che magari parlarne pubblicamente potesse aiutarmi ad acquisire più consapevolezza e a capirlo meglio dentro di me. Perché è qualcosa che forse se non viene espresso non viene capito al 100%. E anche a volte se viene espresso c'è ancora qualche parte analitica della nostra mente che cerca di controllare se è vero o non è vero. Ma quando poi viene sentito e i risultati li senti, allora dici: "Cavolo, forse questa cosa che ho imparato funziona veramente". E spero che attraverso questo video possa arrivare anche a voi. O meglio, possa arrivare a voi almeno l'ispirazione che ci sia qualcosa in più che non solo il nostro corpo. Che quindi ci sono delle frequenze, delle parole, delle energie che anche se non le vediamo, girano in continuamente dentro il nostro corpo e fuori dal nostro corpo. Questo ci dà una grande potenza come esseri umani, che siamo creatori, di andare verso la guarigione piuttosto che verso la distruzione e la malattia del nostro corpo. Quando dico malattia possono essere anche solo pensieri, pensieri catastrofici, pensieri autodistruttivi, okay? Qualche settimana fa sono venuto a conoscenza della tecnica Ho'oponopono, che è una tecnica, hawaiana, un metodo hawaiano, e sono venuto a conoscenza di queste parole. Praticamente stiamo parlando di una preghiera che va a guarire delle parti di noi. E queste parti di noi possono essere sintomi fisici, possono essere sintomi emotivi, quindi ansia, che però sentiamo noi. E queste parole devono essere rivolte verso di noi, anche quando cerchiamo di aiutare un'altra persona. E qui ho messo insieme una marea di punti, perché ultimamente questa cosa che tutto è uno, che non ci sono separazioni tra me e te, che non ci sono separazioni tra me e le altre persone che sto aiutando. Quindi quando aiuto le altre persone in realtà è come se io aiutassi me, ma se aiuto me in primis, aiuto le altre persone. Quindi l'idea che la responsabilità comunque è solo nostra, ovvero mia, in questo caso se voglio aiutare te, 1 nel farti capire attraverso questi video e 2 nel praticarlo verso di me. Ho notato che negli ultimi anni più lavoravo su di me e più ero in pace con me stesso e più praticavo autocompassione, più le persone attorno a me, in questo caso i miei clienti, i miei pazienti, riuscivano a guarire con più facilità. Nei periodi in cui, all'interno di me c'erano dei conflitti interiori, delle paure, allora tutto esternamente a me si manifestava con clienti che non riuscivano a guarire, piuttosto che clienti che magari chiedevano un rimborso perché quello che avevano fatto con me non andava bene. In quest'ultimo periodo però sono molto più in pace con me stesso e noto che anche le persone che seguo sono anche loro più in pace con loro stesse. Quindi questa idea del Ho'oponopono, ovvero io vedo la divinità in me stesso, attraverso me stesso posso vedere gli altri, quindi attraverso me stesso io vedo il disagio degli altri. Quando sento il disagio di una persona che soffre di dolori al collo, posso immedesimarmi in quel disagio, lavorare su di me attraverso queste semplici parole, portare frequenze di guarigione dentro di me e a questo punto anche l'altra persona potrebbe arrivare a quel punto di guarigione. Lo so che queste cose sono molto, molto strane e quando magari hai visto altri dei miei video tempo fa, mesi e mesi fa, ed erano molto più scientifici, molto basati sulla neuroscienza, sul concreto, no, su una pratica tangibile. Invece qua siamo arrivati a una pratica che è intangibile, è invisibile. Se io ripeto queste parole: "Ti amo, mi dispiace, perdonami", "Ti prego", "Grazie",
e le rivolgo, in questo caso, al divino o a un terapista invisibile, a un Dio, ok? Le rivolgo verso di lui per dare guarigione su di me che sento quella sensazione di disagio nel vedere una persona che soffre di dolore al collo. Sono venuto a collegare dei punti in cui il tapping EFT, nel farlo quindi in questo modo, semplicemente con dei punti stimolazione nel nostro corpo, in realtà anche non facendo queste stimolazioni, ma entrando in quello stadio di amorevolezza, pace e in connessione quindi col divino, in connessione con qualcosa di più grande di noi, che comunque fa parte anche di noi, la guarigione arrivava comunque. E come sono venuto a capirlo? Sperimentando su di me, sperimentando sugli altri. Quindi se soffri di dolori persistenti al collo o alla schiena in questo momento, puoi lavorare in due modi. Su di te, sentendo quelle cose, quelle sensazioni corporee e ripetendo a quella parte di te, ti amo, mi dispiace, perdonami, ti prego, grazie. Sembrano parole semplicemente, ma in realtà ogni parola ha una frequenza. Ogni parola ha quindi una vibrazione. La parola ti amo avrà una vibrazione diversa che dalla parola grazie. È la stessa cosa mi dispiace, perdonami, è la stessa ti prego. Queste frequenze possono essere frequenze chiave, vibrazioni chiave di guarigione, perché all'interno hanno tutto quello che a te serve per portarti al livello zero. Ora, tutto quello che ti sto dicendo è scritto anche in un libro che si chiama Zero Limits, Limiti Zero, di Joe Vitale, che intervistava questa persona, questo terapista molto inusuale, che aveva guarito praticamente un intero reparto di malati mentali in America. E come l'aveva fatto? Lavorando su se stesso, era uno psicologo, è sciamano anche, lavorando su se stesso riusciva ad aiutare gli altri, ma non li visitava assolutamente, non gli diceva nulla di cui dovevano fare, nessuna tecnica, nessun approccio. Ora, questo che vi sto dicendo è un approccio che potete fare su voi stessi, con l'idea che siamo noi a prenderci totale responsabilità di quello che viviamo e di quello che vediamo anche all'esterno. Ecco perché è importante quindi rimanere con frequenze costantemente di guarigione. Ciò non vuol dire cambiare qualsiasi cosa noi vediamo all'interno di noi. Cioè vuol dire che se sento una parte di me che è in dolore, che è in disagio, la prima cosa è essere consapevoli. La seconda cosa è non pretendere che quella cosa cambi, ma prendere responsabilità al 100% che tutto quello che abbiamo all'interno serve per alchemizzare quella parte. Alchemizzare vuol dire accettarla, amarla, rivolgere quindi queste parole, ti amo, mi dispiace, ti prego, grazie. Come fai a rivolgere una parola di amore a un dolore se ti sta togliendo la vita? Uno, perché questa parte che noi vediamo, la vediamo adesso con occhi diversi. La vediamo quindi come un messaggio, non come una malattia, come un messaggio di cambiamento che ti ha portato qua, a questo punto zero, per darti l'opportunità di cambiare quello che vedevi in te stesso, quello che vedevi negli altri. Ora, da terapista io posso prendere il 100% della responsabilità se una persona di fronte a me non guarisce. Però non posso io guarire lei o lui, io posso guarire solo me. C'è una parte di me che condivido con quella persona che mi sta ricordando un dolore, un disagio, una memoria del passato che ci portiamo fino ad oggi, fino al momento zero, oggi, adesso, presente. Quindi se vediamo tutto quello che c'è stato nella nostra vita o anche prima della nostra vita, questo ha portato a creare dei programmi dentro di noi e eventualmente quindi portare delle vibrazioni che si sono espresse in malattie,
in dolori, in sintomi cronici, qualsiasi essi siano. Quindi riusciamo a vedere che da una problematica fisica sentita nel corpo, possiamo andare a vederla come una problematica energetica. Una problematica energetica che porta quindi dei sentimenti, dei feelings, delle vibrazioni. E da quelle vibrazioni che noi partiamo ad amarle, ti amo, mi dispiace, perdonami, ti prego, grazie. Ora, tu queste frasi le potresti dire verso di te, verso quella parte in particolare che sta soffrendo di te, non tu, inteso come io Alessio, ma il mio collo, quella parte di me del mio collo che mi sta ricordando che ci vuole cambiamento, c'è un cambiamento in atto, che vuole un cambiamento. E se non è una parte di me in particolare limitata del corpo, fisica, ma è più diffusa, per esempio bruciore alle gambe o intorpidimento alle mani o alle gambe, io posso portare quella vibrazione a quelle parti del mio corpo dicendo proprio questo. Ma cosa succede dal punto di vista quindi neuroscientifico? Perché ora noi dobbiamo capire che la parte spirituale ci sta unendo alla parte scientifica della medicina. Sono rimasto a studiare molto i collegamenti tra preghiera e quello che ci diceva Gesù sul perdono, ok? Sulla fede. È quello che la neuroscienza oggi ci dice. Cioè tutto questo cosa fa se lo prendiamo dal punto di vista più scientifico? Il ripetere ti amo, mi dispiace, perdonami, ti prego, grazie, al di là delle frequenze di ogni parola, è che porta sicurezza dentro il tuo corpo, porta sicurezza, porta pace, porta amore. Queste frequenze sono quelle che poi vanno a modificare il nostro sistema nervoso dal sistema simpatico, quello di stress, al sistema parasimpatico, quello di pace. È nel sistema parasimpatico che avviene la guarigione. Non avviene al contrario. Non avviene quando siamo costantemente stressati e siamo quindi in uno stato di paura, quando cerchiamo di cambiare le cose, quando cerchiamo di controllare le cose, e quando invece cerchiamo di arrenderci e di aprirci a una possibilità che il problema non sono mai fuori da noi, ma dentro di noi, allora lì diciamo, cavolo, qui ho la palla in mano. La palla è in mano a me. Questo potrebbe portarti un grande senso di oppressione all'inizio perché dici, cavolo, questo è quello che non volevo. Io volevo dare la responsabilità agli altri così che gli altri potessero guarire me. Però non è possibile. Tutto quello che vedrai all'esterno di te è uno specchio di te. Tutto quello che arriva a me è uno specchio di me. Tutti i clienti e i pazienti che mi arrivano a me sono specchio di me. Se mi arrivano pazienti che sono di un certo tipo, è perché io ho attratto quei pazienti, o almeno il mio subconscio sta lavorando in modo che attraverso quell'esperienza che io sto vedendo di fronte a me, io riesca ad integrare queste lezioni dentro di me. Ciò non vuol dire che quindi ho creato la malattia di un'altra persona. Io non ho colpa, tu non hai colpa di niente. Tu stai facendo un percorso di vita in questa materia per arrivare a esprimere, per arrivare a capire, per arrivare a sperimentare cose. E se i dolori arrivano, le malattie arrivano, sono opportunità per sperimentare cose. Sperimentare quindi cose che magari ti porti dietro da questa vita o quella precedente. Ogni singola opportunità, ogni singolo disagio, ogni singola esperienza può avere quel seme che arriva da molto prima. Un seme che non è stato messo da te, magari è stato messo da qualcun altro, però è tua responsabilità adesso andare sopra questo seme, coltivarlo, farlo diventare un frutto e andare avanti. E ci sarà poi un altro seme di fronte a te e quindi un altro frutto. Ora, questi semi possono portare molto, molto disagio, molta rabbia, molta frustrazione e dolore,
emotivo o fisico, ma sono pur sempre frutti. Quindi non esiste il bello o il brutto, non esiste il giusto e il buono o il cattivo, e non esiste quindi in questo caso qualcosa che non è in tuo servizio. Ora andiamo più sullo specifico. Se ci sono 2 step che posso darti a oggi è quello del 1, rintracciare quelle parti di te che creano disagio. Ci sono dei pensieri o delle cose nel presente che costantemente ti creano disagio. Può essere qualcosa che ti arriva da fuori o qualcosa che hai creato tu all'interno con un pensiero. Quindi può essere, per esempio, qualcuno che ti taglia la strada in macchina. Quello è un'opportunità per alchemizzare quella parte di paura o quella parte di rabbia in "ti amo, mi dispiace, perdonami, ti prego, grazie". E a quel punto lasci la presa. A chi lo dici quel "ti amo, mi dispiace, perdonami, ti prego, grazie", non lo dice a quella persona che t'ha tagliato la strada. Lo dice a quella parte di te che doveva sperimentare quella cosa e rimani quindi al punto zero, rimani in pulizia, rimani bianco praticamente. E questo "ti amo, mi dispiace, perdonami, ti prego, grazie" è rivolto verso il divino, rivolto verso quell'angelo che ti segue, quegli angeli che ti seguono, in costante connessione con quella parte là sopra. E in questo stato, in questa vibrazione, le cose iniziano a cambiare. Inizi a cambiare quindi anche la materia stessa. Inizia a cambiare il tuo corpo, perché magari quei trigger non diventeranno più trigger nel futuro, ma diventeranno semplicemente consapevolezze, dove le vedrai con impassibilità. Ciò non vuol dire questo rimanere impassibili a tutto, non vuol dire che non avrò più emozioni, vuol dire che quelle emozioni saranno metabolizzate nel mentre che arrivano nel presente e non saranno costantemente in rimuginio. Questo costantemente rimuginio porta a malattia, porta a problematiche croniche, che poi ognuno può svilupparle in diverso modo. Quelli che soffrono di dolori muscoloscheletrici, anche ossei, normalmente soffrono di una problematica di bassa autostima, di non sentirsi mai abbastanza. La maggior parte delle persone che vedo, quasi la totalità, hanno problemi muscoloscheletrici. Quindi quando andiamo a cercare la soluzione nella cervicale per risolvere un problema di dolore al collo, con un particolare esercizio fisico, una dieta, un digiuno, un integratore, dobbiamo sempre pensare che quelle cose possono dare un effetto placebo, sì, possono darti un beneficio, sì, ma potrebbe essere momentaneo e non duraturo nel termine, perché non vanno a cambiare la vera essenza del perché loro esistono. Ed esistono perché c'è uno stato emotivo, uno stato cronico di paura, controllo. E quello stato di paura, controllo può cambiare solo se viene amato, se lo perdoni, sei grato di quella cosa lì che stai sentendo. Ok. Quindi queste parole, 4, ti amo, mi dispiace, ti prego, grazie, vanno verso quella parte che ti fa male, ma verso anche di te, verso anche al divino che è in connessione con te per portarti quell'unione. Che noi siamo una risonanza della sorgente, anche se in realtà molti pensano che siamo scollegati completamente. Cioè, noi vediamo un corpo come una batteria che non è collegato a niente. Sì, mangi cibo, guardi cose, fai movimento, ma dov'è che ti ricarichi? Dov'è quella connessione? Questa non la vedi. Questa batteria, col più e il meno, siamo noi, il nostro corpo. Questa sorgente, questa costante energia vitale ci arriva da qualche altra parte. Quindi non possiamo semplicemente
credere che un dolore al collo sia dato da un problemino come un'ernia o un'artrosi, okay? C'è molto di più se una cosa è cronica. Se è cronica, hai già provato tante cose, probabilmente c'è una parte energetica, emotiva, sbilanciata che ti sta ancora chiedendo di amarti, perdonarti, di rimanere in gratitudine. Poi del perché e il per come, cosa è successo, cosa non è successo, non è importante. Non sto chiedendo di perdonare a una persona che ti ha fatto male, ma di perdonare una parte di te che rimane in quella frequenza di dolore, che chiede di essere vista, chiede di essere perdonata. Sappi che sono andato un po' fuori dalla mia comfort zone, un bel po', perché questo tema, queste cose, sono cose che, ho sempre avuto paura di esternarle, perché sembrano cose totalmente fuori dal normale. Per quanto io ci creda al 100%, ho sempre paura che ci sia un giudizio dall'altra parte che dice: "Alessio, secondo me queste cose non esistono, queste cose non funzionano". Ecco, in questo momento è un'opportunità per me per dire: sento quel discomfort nel pubblicare questo, quindi c'è una parte di me nel cuore, nella gola, nelle spalle, quella piccola tensione, ecco, posso dire a quella piccola tensione: "Ti amo, mi dispiace, perdonami, ti prego, grazie". Rimango in presenza e pubblico lo stesso questo video e vediamo cosa succede. Ci saranno 100.000 persone di fronte che riusciranno a capire che forse la guarigione arriva veramente dal punto 0, da loro. Si affacceranno quindi a un nuovo modo di far medicina per loro. Capiranno che i medici sono loro. E magari io stesso, avendo guarito quella parte di me che aveva paura di metterci la faccia, magari già solo con questa azione sono riuscito a guarire tantissime altre persone che avevano la stessa paura, perché siamo tutti uno. Grazie per essere arrivato fino a questo punto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, vuoi che continuo in questo filone di, diciamo, spiritualità e medicina, fammi sapere, perché vorrei andare verso questa direzione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.